La situazione si sta aggravando in quanto ad Asolo sta precipitando copiosamente, si sono caricati i canali secondari, adesso sono appena stato informato che il Brenton è stato completamente deviato nella cassa di espansione di Riese e quindi il Brenton viene laminato. Il problema sta da sud delle casse a Castelfranco Veneto, in quanto la Venale sta raccogliendo tutta l'acqua delle secondarie e stiamo andando in situazione preoccupante. Ombrelli in mano, stivali. Quella di oggi per Castelfranco è stata una giornata di apprensione. Dopo l'alluvione di giovedì scorso e i danni subiti, queste ore sono state difficili, occhi puntati soprattutto sul fiume Avenale. La Venale è pericolosa? Sì. E lei ha riportato danni ai suoi vicini di casa? No, proprio dentro casa, sono scantinato i danni, sì. Gli scantinati sostanzialmente, sì. Anche in questa zona di Castelfranco a ridosso degli perché l'acqua tutto giù sul scantinato, ci sotto, quando piove l'acqua mi giù dai soffitti, tutto giù sotto. Guarda. Si guarda l'acqua salire, il livello fa paura. Questo è il punto critico di solito tra cima qua. È un disastro annunciato, anche se il fenomeno è stato veramente di una violenza incredibile. Franco Muschietti, ex sindaco e titolare della farmacia nel cuore di Castelfranco, controlla sconsolato. Anche le pozzanghere che ci sono qui, Tommaso, non so se possiamo riprenderle. Sicuramente sono dovute all'eccesso di pioggia di acqua e del fiume che sta... Quindi un principio di tracimazione. Un principio di tracimazione c'è senz'altro. È un segnale preoccupante, però come ci diceva... Preoccupante, però per il momento sembra abbastanza sotto controllo. Cittadini che non hanno ancora finito di sistemare i danni dell'ultima bomba d'acqua, che si trovano a fare i conti con un'altra emergenza. È da giovedì sera, oltre ad aver passato qua tutta la notte, è stata devastante perché fra danni, tensione e tutto il resto siamo ben provati tutti quanti. Ecco. Mario che ha perso ben 3 auto nei giorni scorsi. Sì, purtroppo sì. Su 4 macchine sono riuscito a salvarne una perché non c'è stato molto tempo. In giro di un quarto d'ora ormai l'acqua era a 1 metro da quando è cominciato a salire dai tombini e quindi non abbiamo avuto proprio tempo fisico di salvare tutto. No? Che giorni sono, che ore sono queste per Castelfranco? Molto difficile perché questa mattina alle 8 ho portato mia figlia a scuola e già in via Verde cominciava a venire l'acqua. Il quartiere penso più difficile è qui. Idrovoro a pieno ritmo, zone transennate, un'altra giornata di paura.